A Venezia sono state posate 24 pietre d'inciampo, nuovi tasselli di quel monumento diffuso che mantiene viva la memoria dei crimini avvenuti durante il nazifascismo e delle vittime ebrei, ma non solo, deportati che hanno perduto la vita nei campi di concentramento. Davide Calimani. Noi quando di solito si va a trovare una persona che è defunta mettiamo una pietra e la pietra è il simbolo della trasmissione della memoria. In ebraico suona con la parola Even. Queste tre lettere che compongono la parola Even sono le iniziali di Av, Ben e Nechet, padre, figlio e nipote, cioè la trasmissione della tradizione, della storia, della memoria dal nonno al nipote. 24 pietre d'inciampo sono state posate oggi tra le calli veneziane. Sono ora complessivamente 159. Un percorso iniziato alcuni anni fa per mantenere viva la memoria e ricordare le tante vittime del nazifascismo. La loro collocazione avviene davanti alla casa in cui abitò la vittima. Grazie alla pietra d'inciampo si ridà dignità a una persona al quale la vita ha tolto tutto, compreso la dignità, l'umanità. E questo, il ricordo del suo nome, fa sì che collega il passato al presente e al futuro. Decine le persone che, nonostante la pioggia, hanno accompagnato la posa delle nuove pietre. Tra le prime iniziative in vista della giornata della memoria il 27 gennaio. Tra loro anche una scolaresca che ha simbolicamente adottato una di queste. Ci tenevamo anche noi ad essere qua anche noi oggi ed è una cosa comunque che sentiamo che è appunto molto importante e comunque siamo legati. Presentare il nostro passato, un passato sbagliato, ma deve intravedere nel futuro un futuro giusto, non dimenticando queste cose, dimenticando le cose sbagliate, ma ricordando la memoria delle persone che sono appunto mancate durante quel periodo.